Assolutamente, per pochissime settimane l'anno, 6-7 settimane, se si facessero queste azioni a pieno regime, forse non ne vale la pena distruggere mari e terra con nessuna prospettiva di rinnovare una politica energetica nazionale quando tutto il mondo sta andando verso le energie rinnovabili. Stiamo facendo scelte in Italia totalmente antistoriche. Con questo referendum il 17 aprile e con il voto sì a questo referendum speriamo che gli italiani e contiamo che gli italiani diano un segnale diverso. Questo è un referendum molto simbolico, come è stato il referendum contro il nucleare. Sarà un referendum che dirà appunto che gli italiani non vogliono più le energie appunto fossili e vogliono dirigersi verso un altro piano energetico nazionale che vada verso appunto il rinnovabile. È una battaglia dura perché il governo ci ha messo i bastoni tra le ruote fin dall'inizio. 10 regioni italiane per la prima volta nella storia della Repubblica hanno chiesto questo referendum. 6 quesiti che sono passati al vaglio della Cassazione, dopodiché il governo ne ha recepiti 3 importanti, ma 3 invece non sono stati recepiti dalla legge finanziaria. Faccio un po' di cronistoria per dire che attualmente la Corte Costituzionale ha passato appunto uno di questi quesiti che riguarda le trivellazioni entro le 12 miglia marine. Rimangono altri 2 quesiti pendenti presso la Corte Costituzionale. Le regioni hanno aperto un conflitto di attribuzione rispetto agli ultimi 2 quesiti e appunto si pronuncerà a breve. Sappiamo che dobbiamo andare a votare per la prima volta ancora nella storia della Repubblica nella prima data utile, perché il governo non ha voluto assolutamente concedere l'Election Day che era dovuto, visto che forse andremo a votare 5 volte quest'anno, entro il 2016. Una volta per il referendum, sì contro le trivellazioni, le amministrative, il ballottaggio. Se la Corte Costituzionale passerà gli altri 2 quesiti, per gli altri 2 quesiti e infine per il no a quelle che sono le controriforme costituzionali. No? Quindi 5 volte e questo significa per noi minare l'istituto della democrazia diretta, un istituto importantissimo come quello del referendum. Non si può. Chiamando troppe volte alle urne i cittadini li si fiaccano. Lì si fiacca già, voglio dire, la politica ha fiaccato enormemente la voglia dei cittadini di andare al voto. Questo è veramente non voler sentire la voce dei cittadini italiani su un tema importantissimo. Dovremmo fare molta informazione perché gli italiani capiscano l'importanza di questo referendum. Vogliamo e supereremo il quorum. Un sondaggio recente finanziato da Greenpeace ci dice che attualmente, se andassimo a votare ora, probabilmente il 40% degli italiani andrebbe al voto e quindi siamo vicini al superamento del quorum. Noi contiamo che questo avvenga proprio per l'importanza che questo referendum ha. Quindi votare sì al referendum contro le trivellazioni credo un passaggio importante anche in vista delle future sfide referendarie che ci aspettano dal basso, perché ci tengo a dire, il Coordinamento Nazionale Nutriva ha promosso questo referendum, ha spinto le regioni a farlo ed è stato tutto un processo dal basso. I comitati di lotta hanno fatto un salto di qualità, hanno cercato di arrivare a autorappresentarsi politicamente, perché si tratta di un voto naturalmente che ha una valenza anche politica e questo crediamo sia un passaggio interessante in questa fase dove appunto la rappresentanza è fortemente minata da tanti punti di vista.